You ass! Come here, ass! Fuck! Canto terzo. Che cosa è successo nelle altre puntate? È successo che Dio è apparso a Luca e a Paolo. E che cosa ci ha detto? Ci ha detto di attraversare tutta l'Italia. Se no? Se no la distruggi. E poi? E poi? Certamente, cioè, o lavori che sai lavorare o non lavori, capito? Perché così... Cioè, Ti dico quanto dura quel titolino. Guarda, cioè, o sai lavorare e lavori... È il modo di starsi tu. Ma no, ma cioè, comunque è un modo e maniera sbagliato, cioè, non è modo e maniera di fare. Sembra che fa un picnic, sì. ma non è maniera Questi di lavorare. qua, ce n'è uno che lavora e quattro che fumano, capito? Che fumano in qua. Uno lavora e quattro fumano. Hai freddo? Porca miseria. C'ha freddo in quell'albergo lì, Cosa, sarà che col piumone... Avevi il piumone te? Sì. Gather round, there's a story in the making. Guards are locking, yeah, chains are breaking. Wherever you go, people they are saying the right to know and the dictated to take what's rightfully theirs. They know the faults, they can make the repairs. Fixing the future. Non c'avevi il piumone? Non c'avevo il piumone. Mi sono fatto un bagno. C'avevi la vasca tu? Sì. Anche tu avevi la vasca. Sì. Bello lungo. Comunque mi sono visto un bel film e l'ho passata. Sì, Vuoi giocare con noi? Vuoi giocare con noi? Vuoi giocare con noi? Casino Royale! Casino Royale! Casino Royale! The shit's so fake! Golden thief, fast and glasses, I guess. Who's the boss here? Stavo cercando di... Sai quando ti crei le suonerie? Ah, sì, sì. Mi piaceva così usare la musica di Natale, no? Ah, tin. Non riesco a capire. Forse non ce l'ha neanche. Questa. Io ce l'ho. Ah, ce l'avevi tu? Sì. Adesso mi ci metto un attimino, poi... Sì, perché ce l'ho. Sono rimasto un po' a studiare per la calcolatrice, no? Che io ce l'ha. Ce l'ha anche mio la calcolatrice. Ce l'ha nel reparto quello dove, nella cosa dove c'è la sveglia. Certo, sì. Vicino al cronometro. Esatto. Ah, c'è... ma un bel aggeggino. Questo qui? No, sono molto contento. Sì, magari sarà anche costato. Ma mica tanto, sai. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love.
life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. The love boat soon will be making another run. The love boat promises something for everyone. Che è? E il Titanic ci dice che hanno dei problemi. Oh! Guardi, ci stiamo mettendo a tavola, eh? Arrivederci, arrivederci. Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. La Chiara come la vedi tu? La Chiara, quella di Proprio. Milano? Sì. Bene. Vederla male è difficile, eh? Ecco, ultimamente... Cosa? non so, ci messaggiamo ogni tanto. Avevi dato dei messaggi? Beh, lei è carina, eh? Beh, carina è poco, eh. Me l'ha detto che vi messaggiate. Chi te l'ha detto? Lei me l'ha detto che vi messaggiate. Ah, vestite? Io... Cosa? Non lo sapevi? Io... Non è che stiamo insieme, però insomma ci vediamo. Ah, vedete? No, una roba molto... Cioè, vi vedete... per telefono? come per telefono, ci vediamo. Ah, vi vedete? Sì. Guarda Cioè, il cinema. Adesso quando andiamo a Milano io sto da lei quei giorni che siamo a Milano. Ma infatti mi ha detto che era a Cuba. Sì, non credevo lo sapessi. Cioè, No, mi ha detto guarda non ci sono. Ho detto, No, a Milano magari non ci sono e ti dispiaceva dirti... No, io quando siamo a No, Milano... che tra l'altro sono cose che se me le viene a dire, capito? Non è che... No, credo anch'io. Bene, sono contento per te. She said, have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but... Vedi Paolo, la vita è una mucca da mungere. Per tirar fuori il latte devi piegare la schiena. Allo? Allo? Porca puttana. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, con tutto l'orrore che c'è in me. Proprio bello, più bello di tutti. È impossibile trovare... Uno più bello di quello lì. È impossibile. Devo aprire? Eh sì. Questo Buon lavoro! cosa pure è bello. È bello, questo anche non è male. No, è più bello. Questa è una macchina più antica, scusa. Di che anno è questo? È del 1930 sta macchina. È più bello. È un po' più bello del nostro, non è molto più bello. Non siamo per niente invidiosi di questa macchina qua. Ah, ho preso casa, eh? Ah sì? E dove? Troppo contento. In via del Molo. Cazzo, ma sei venuto dove sto io? Ma va? Io è 6 mesi No, che ma ci sto lì. vediamo tutti i giorni. Lo so, ma io è 6 mesi che sto lì. Io ho 23 io, eh? Al 23, dove sto io?
Ma che piano sei, scusa? Sono terzo io, No, io sono solo qua. Ho capito, ma sei all'interno 21. Sì, è la mia. È quella sotto la mia. Praticamente la mia, vabbè, la mia è quasi il doppio, no? Sotto metà della mia. Il doppio, la mia sono Sì, vabbè, 70 metri quadri. la mia è quasi 150, per cui sotto la mia c'è questa metà che me la volevano vendere anche a me, quella lì, quando ho preso la mia. Solo che poi non l'ho presa. Non l'hai presa perché No, magari... perché c'è quell'intercapedine dietro il bagno che in primavera comincia a fare un po' di odore. Sì, che adesso no perché fa freddo, però quando comincia caldo lì ristagna un po'. Perché? È un po' umido. Poi sai cosa? Che quando io ho visto la tua, c'era, abitare in quella dove abito io, c'era uno, no lì? È pazzesco perché dove c'è il letto ti passa dietro lo sciacquone di quello di sopra, che quando tira la catena ti veramente è una roba anche abbastanza spiacevole. Soprattutto c'è il tuo, sinceramente. Lo so. No, con qualche lavoretto comunque lì si sta bene. Vabbè, si spegne un paio di milioni. Un paio di milioni. No, lì devi, cioè, se vuoi eliminare il problema sciacquone devi rifare. È un problema tuo, scusa. Io tiro l'acqua e è a te che ti passa dietro, capito? Cioè, mentre tu sei a letto, dietro c'hai lo sfogo del mio sciacquone. È solo un rumore, però insomma non è un rumore. Il rumore dello sciacquone. Ti fa piacere. Però è carina quella casa lì. Piccina, nel senso modesta, però carina. C'aveva un freddo stamattina, porca miseria. The floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Mi si è rotta la macchina, porca puttana. BMW? Nuovo. Cosa è successo? Ma non lo so, ma quando la spegni fa dei rumori strani, come se... Ma tu hai il serie 3? Certo. Il nuovo? Lo fa quello lì. Infatti, lo so perché ho preso la 5, ho preso la serie 5, la serie superiore di classe. Hai preso la... Sì, ho preso quella lì, che infatti a quel difetto lì gliel'hanno levato. Alla 5? Alla 5, sì. Perché il 3, quando sono andato al concessionario con mio amico, mi ha detto guarda che il 3 è una macchina carina, modesta, però... Insomma, è brutta adesso la macchina. No, è carina, molto carina. Una macchinina carina, così. Era un ragazzo liceale, no? Così. Però ha detto, quella difetto lì. Sì, capito. Che fa un po'... No, è questa... Non è niente, Sì, no. È da rivedere, ma va benissimo. Andrà come il 5. Beh, sì, poi ho anche preso poche cose. C'è una differenza già di cilindrata, poi vabbè di interni, cose. Alla serie 5, si chiama 3 e 5, poi 5 più di 3. Sì. Però come macchina, come dire, ho come l'impressione che con la 5 spendi un po' di più, capito? Però hai bene o male le stesse prestazioni. Io prendo tutte quelle puttane del navigatore, cose, no? Perché il navigatore BMW costa un occhio dalla testa proprio. Infatti io ce l'ho, me l'ha dato di serie, nella 5 c'è di serie il navigatore. La 5 non lo danno di serie. No, me l'ha dato. Io ce l'ho il navigatore di serie, però non è lo stesso della 3, quello con lo schermo un po' più grande. C'è il Becker. Sì, molto carino. Poi perché era piccolino e la 5 c'è quello grosso. Peccato perché la 3 è una bella macchina, non è brutta. C'è un amico tu che tipo vende le macchine? Io ho un amico che mi ha... Ma questa venduta me l'ha quasi regalata perché ci ho dato meno di quello che costava la 3. Cancro. Viaggiare significa spesso alimentarsi in modo poco equilibrato e sregolato. Sicuramente l'accorgimento del dolcificante nel caffè è apprezzabile, come del resto l'astenersi dal cibo fuori pasto.
Sarebbe meglio smetterla però con la porchetta e il pesce fritto. E dimenticavamo, per pasteggiare è molto meglio bere acqua che vodka. Leone. Mantenere il gruppo unito durante un viaggio è importantissimo e la giocosità e spensieratezza di alcuni è un buon segno. Ciò non di meno consigliamo, per mantenere lo spogliatoio unito, di smetterla col Cuttalax nel caffè o almeno non tutta la bottiglietta. Presidente! Ma c'è un interclub dedicato a lei. Vabbè, grazie. Ma guarda che secondo me Moratti gli dà fastidio che non lo chiamiamo. No, lascia stare. Ma guarda che veramente... Ho parlato io con la segretaria e ho detto che non so... Pronto? Pronto? Presidente, salve, scusi se la disturbo, siamo Luca e Paolo. Sempre i due comici. Parlavo di voi con Facchetti proprio. Ci conosce Giacinto? Sì, Giacinto mi conosce, lui sarebbe disposto a farvi giocare sulle ali. No, guardi che noi non siamo due calciatori. Siamo due comici, attori. Presidente, senta, a proposito dell'invidia. Ma lei non è invidioso, per esempio, del fatto che giocatori, come dire, che costano 1/10 di quelli che ha comprato lei, poi in campo rendono molto di più? Per esempio Ronaldo. Ecco, Ronaldo è un bravo ragazzo. Sì, no. Questo sì, sicuramente. Sicuramente, però come giocatore... È un po' uno spreco. Come? Fatemi altri nomi. Ma non lo so, per esempio, ci sono anche giocatori che dopo essere andati via dall'Inter parlano malissimo di lei. Chi sono? Ventola, per esempio, parla malissimo di lei. Ha detto che lei, posso dire, è un po' un cazzone. Questo mi sembra un complimento. Ma come? Per esempio Simeone, mi viene in mente. Simeone è un altro giocatore. Simeone È una grandissima atleta nel salto in alto, la Simeone. No, Simeone è il giocatore. Giocatore. Dicono che la notte, insomma, venga sotto casa sua e le righi la macchina. Ma mi sembra che intanto parliate di giocatori che io non ho mai gestito. Quindi mi sembra un dialogo che non può avere risposta, ecco. Se parlate di persone concrete, io non lo so, per esempio potrei parlarvi di Facchetti, di Morinsegna. Ma guardi che lei Sono non un po' andati. Lei non c'era quando c'era Facchetti, Non c'ero? No. È Oriali, non c'è mai. Why me easy? I'm easy like Sunday morning. Yeah. It's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Io ho fatto questo viaggio perché mi faceva piacere fare questo viaggio con Luca. Non lo so, io sono molto perplesso. E quando pranzo, io pranzo con Luca, quando ceno con Luca e quando mi alzo al mattino vado giù a far colazione e c'è Luca. E io ho fatto questo perché c'è Luca. Mi ha tempestato di domande tutto il pomeriggio, senza... E io rispondevo. Luca è un sacco di merda. Cioè, ho cercato in qualche modo di parificare il divario che comunque tra noi c'è. Luca è merda. Mi faceva ogni 5 secondi c'era qualcosa che non gli andava, no? E non gli andava la macchina. Mi ha tempestato di domande tutto il pomeriggio. Casa mia è bellissima. È bellissima casa mia. Non c'è nessuna macchia d'umidità. Non c'è adesso e non ci sarà né a febbraio né a marzo. Merda! Ho una bellissima macchina. Quanto la sua, che è serie 5, serie 7, serie 9. Quello che vuole. La mia macchina è come la sua. Merda! E le donne sono tutte puttane. Già la storia con Chiara, della ragazza che insomma... Io credo che lui ne fosse innamorato e questa cosa che ho detto deve avergli dato fastidio. Ma Chiara, ma... Lui un po' è andato in... Non capisco, non so. Ma quella del telefono, quella del telefono. Sì, si può anche col mio fare le suonerie. Non è che non si può. Devo avere tempo di fare la suoneria. Un attimo di tempo di fare la suoneria. Niente, io tento di salvare questo rapporto, ma qualcosa si è rotto. Ma comunque, la calma
è la virtù dei forti. Adesso vado e gli rigo quella macchina di merda. È un po' di tempo che non si fa sentire il presidente, come si dice? Il direttore. Quello che parla così. Il nostro signore. Sì. Dio, detto anche comunemente. Come state, delinquenti? Dov'è? No, sono qua in mezzo. Salve. Non mi chiedete come sto? Come sta? Chiedere lecito, rispondere cortesia. Serie A1. Come sta andando il viaggio? Oh, bene, abbastanza. C'è un bel clima? Sì. Ragazzi, non litigate. No, non stiamo litigando. Non siate invidiosi uno dell'altro. Nessuno è invidioso. Perché me l'hanno detto. Che gliel'ha detto? Chi? No, scusate, devo andare, c'è una telefonata importante. Ruggero? No, Alba Parietti. Ciao Albona! Grandissimo Rocazzo. No, non dire. Ho dovuto mi piace proprio come recita lui il Rocazzo. Non dire mi piace queste cose qua perché si potrebbe fraintendere. Si dice Rock Hudson. Sei calabrese tu? No, si dice Rock. Che c'è un po' l'aspirata. Si dice Rock Hudson. Rocazzo. No, non Rocazzo, non Rocazzo. E ha fatto tanti film.